Bene, abbiamo Isa Dorigo, lei la candidata alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia per Aquile dal Friul. Annuncio già che parlerà in marilenghe. Io capisco, ma ho difficoltà a parlare, per dire il vero. Allora, parliamo di programma elettorale in pillole. Tra altre cose, oggi c'è stata la candidatura in pectore di Sergio Bolzonello, supportato da cittadini e Partito Democratico. Voi come vi presentate all'appuntamento invece di aprile? Noi ci presentiamo come un movimento per l'autonomia del Friuli, Aquile dal Friul, Aquila del Friuli. E a proposito, oggi ho portato il programma che, se mi permette, leggerò alcuni punti in marilenghe. E ringrazio per questo il direttore e anche l'emittente per averci dato tutta questa visibilità e la possibilità di poterci presentare alla prossima candidatura e alle prossime elezioni regionali di aprile. Ecco, l'unica cosa che io le chiedo è di rimanere dentro ai tempi dei 3 minuti, perché siamo nella par condicio purtroppo, quindi sì. I politici devono essere trattati tutti allo stesso modo. Prego. Quindi partiamo subito con l'obiettivo politico generale di Aquile dal Friul. Dunque, è una vera autonomia speciale per l'effettivo perseguimento di finalità linguistiche, culturali, economiche, sociali, con fondamenti identitari e nazionalitari. Soprattutto conseguenze e coerenza di espressione territoriale e istituzionale e anche su un plan diverso ulteriore, linguistiche e identitarie. Volevo spiegare a tutti che il programma è bilingue e lo troverete nel sito aquiledalfriul.org in entrambe le versioni, quindi io sia proseguo, in italiano che nella marilenghe, no? Lo troverete in tutte e due le versioni, quindi ognuno può andare a leggerlo. Io ho solo sottolineato le parti che a me sembravano più interessanti. Ecco, per esempio uno degli argomenti è il trattino della regione, che anche con le ultime leggi costituzionali dall'ONU dal 2016 e conferma in maniera inconfutabile che è contestato tra tutte le semplicità e dunque alla di essi come riconoscimento effettivo di dualità regionali. Compito di Aquile dal Friuli sarà dunque di imporre alle burocrazie regionali il rispetto di fondamentali principi di legalità costituzionale. Poi possiamo andare avanti. Aree dal Friuli di una banda e aree di Trieste che altre, per amministrazione dei rispettivi territori, se la regione autonoma varrà il non di Friuli Trieste, secondo le nostre politiche, e sarà componuta dei rispettivi aree dal Friuli di una banda e aree di Trieste che altre. Abbiamo altri 30 secondi. Abbiamo finito, ok. Poi troverete, occhiatarete le tabelle generali dei programmi elettorali, e per ultime, può dare disi, anche questo argomento è interessante, cancellazione dei tutti e la sostituzione con 2 enti territoriali autonomi e rappresentativi messi a livelli propri di aree vaste, intermedi tra comune e regione. Bene, quindi questo era un po' il programma in pillole, no? Diciamo qualche sunto del programma elettorale di Aquile dal Friuli. Vi ricordo appunto che nel sito aquiledalfriul.org ci sarà tutto il programma elettorale, il programma in versione sia in italiano bilingue, che in marilenghe. E volevo anche chiedere ancora 2 minuti, ci sono i banchetti per le firme, martedì a Codroipo al mercato, venerdì a San Vito a Tagliamento al mercato e sabato a Pordenone al mercato. Bene. E spero che di avervi in tanti a firmare numerosi, perché abbiamo bisogno delle vostre firme per poterci presentare alle elezioni. Isa Dorigo, candidata alla Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Aquile dal Friul, grazie ancora una volta e ovviamente i microfoni sempre aperti anche per lei.